fare tutto da sola. Buongiorno. Non ero pronta a salire su un palco, porto ovviamente il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia e parto da due cose. Innanzitutto i ringraziamenti. 4 anni fa, quando con l'Agenzia Regionale Lavoro e Sviluppo Impresa, con la dottoressa Verni, abbiamo iniziato a ragionare di società benefit, ci sembrava, e partivamo ovviamente da qualche cosa che stava appena nascendo, ci sembrava di dare in qualche modo troppa attenzione a quello che era semplicemente un percorso di impresa da parte di soggetti presenti sul nostro territorio. Ci siamo trovati a renderci conto invece, e questo è il primo dato, che abbiamo anticipato i tempi di una visione che sta diventando sempre più presente all'interno della nostra società e che poi in realtà è la visione che ci piace. Quando assieme all'Agenzia Regionale Lavoro e Sviluppo Impresa abbiamo iniziato il coinvolgimento, e qui arrivano gli ulteriori 2 ringraziamenti, ci siamo resi conto che questa visione era condivisa da tutta una serie di altre persone presenti all'interno delle istituzioni, presenti all'interno della società, presenti nel mondo delle imprese, nel mondo dell'università. E quindi il mio ringraziamento va inevitabilmente ad Asso Benefit e ad Anima Impresa, che dal primo giorno sono state vicino a noi, accompagnate dall'Università degli Studi di Udine, dall'Università degli Studi di Trieste, dal MIB, da tutti i soggetti che in realtà comprendevano che l'innovazione sociale che passava attraverso l'idea delle società benefit è in fondo l'innovazione che ci piacerebbe vedere all'interno della nostra comunità. Venendo qua, come sempre capita, pensando alle cose all'ultimo momento, perché prima si è impegnati a organizzarle e a immaginarne i contenuti anche nel dettaglio, per cui ringrazio il tavolo che è sempre pronto e presente a dare risposte e ad approfondire temi. Ho pensato ad alcune parole che potessero descrivere le società benefit per non finire per il 4º anno consecutivo a dire sempre le stesse cose. E ho pensato che le parole sono innanzitutto trasparenza. È un dato ed è una scelta. Noi siamo questi, noi ci comportiamo in questo modo, noi valutiamo l'impatto che abbiamo sulle persone, noi diamo valore a quello che facciamo. E queste parole messe insieme, trasparenza, valore, impatto, in fondo sono, oltre ad essere la bandiera, credo, delle società benefit, se posso permettermi di riassumere, io che non sono società benefit, quello che sono le società benefit, ha un'altra parola che per noi è molto importante e fa davvero parte di quel percorso di innovazione sociale di cui tanto sentiamo parlare, ma che forse poi nella quotidianità non vediamo sempre con noi, che è il valore della persona. L'altra cosa che hanno le società benefit è che hanno compreso bene che il lavoro non è un costo, il lavoro è un investimento sul bene comune, è un investimento sulla persona, è un investimento sulla società e sul contesto nel quale si inserisce. È quella risposta che molto spesso si sente menzionare quando si parla di questi temi, soprattutto della politica, è quella risposta di assunzione di una responsabilità collettiva che è fatta dal mondo delle imprese e fatta dal mondo delle istituzioni. Credo che la risposta alle persone, al loro inserimento, alla loro vita, alla qualità della loro vita, nella visione di quelle che sono le società benefit, sia la visione di quella che deve essere una società e deve essere un'impresa, dove il profitto
non è il mezzo. Il profitto è il profitto è un mezzo per una cosa che è molto più importante, che è il bene comune, che è il fine poi alla fine di quello che ognuno di noi, che siano imprese, che siano istituzioni, che siano le persone singole, facciamo per migliorare la società. Oggi sono felice perché faremo anche il primo Recruiting Day delle società benefit. La Regione Friuli Venezia Giulia da anni organizza iniziative di recruiting per persone che cercano un lavoro. In questo caso pensiamo che facciamo un recruiting per persone che cercano un tipo di lavoro in cui l'attenzione a quello che è ciò che loro possono portare all'impresa forse è più importante o comunque si accompagna a quello che l'impresa fa per loro. Da domani in poi, già da oggi lo farete all'interno di altri contesti, parleremo di che cosa riteniamo sia fondamentale per la rigenerazione e per l'innovazione sociale. Lo farete anche assieme all'assessore Riccardi, che assieme a me ha il compito di occuparsi di tutti gli svantaggi, di tutte le disabilità che non sono, la cooperativa Outstanding con il loro intervento ce l'hanno ben detto, sicuramente meglio di come farò io, non sono angoli o spazi dove lasciare o dove occuparsi solo per il minimo necessario delle persone con disabilità o con svantaggio, ma sono dei luoghi dove investire sulle persone con disabilità e svantaggio. Io, continuando e anzi concludendo, perché non sono io la protagonista, devo dire che questa iniziativa che abbiamo iniziato 4 anni fa ci ha dato delle soddisfazioni, ci ha dato soprattutto, e lo aggiungo perché è servito più a me probabilmente che alle persone che hanno partecipato, ci ha fatto affinare una visione di cui domani discuteremo, che è all'interno di una proposta di legge sull'innovazione sociale del territorio, dove quei principi di società benefit che ho elencato all'inizio sono tutti riportati. Sono l'attenzione alla persona, la trasparenza, la collaborazione tra privato e pubblico, nella convinzione davvero che se c'è qualcosa su cui investire e se c'è qualcosa su cui vale la pena, faccio anche l'assessore all'università, immaginare nuovi spazi e nuove azioni, quelle sono le nuove generazioni. Molti le chiamano capitale umano, anche a me capita molto spesso di farlo, ma quelle sono le persone che cambieranno la società. Noi cerchiamo di seminare tutto ciò che è nella nostra disponibilità. Buon lavoro a tutti e ci rivediamo nel corso di queste 2 giornate. Grazie.